La tua radio. Senza filtri. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Bene, di nuovo in onda anche questa settimana, cari amici, con Sic et Non per parlare, per ragionare sulle notizie della settimana, su diverse situazioni che sono emerse, per contrastare come sempre il pensiero woke, il pensiero unico dominante e dare spazio il più possibile, sempre e comunque, alla libertà di pensiero e di opinione, ovviamente ragionando e cogliendo ciò che è vero dalla propaganda, ovviamente con il ragionamento. Come sempre vi ricordo che potete intervenire in trasmissione per proporre argomenti, per confermare, contestare, dare la vostra opinione allo 02 92 94 72 22. Saremo ben lieti ovviamente di interagire. Questa settimana diciamo che sono molte le notizie, si è parlato soprattutto delle dimissioni dei vertici della BBC, quindi della TV britannica, che insomma ha sempre rappresentato per decenni anche l'emblema di un certo tipo di aplomb e di serietà nell'informazione, quando poi si è scoperto insomma che c'è stata una manipolazione, per esempio sui famosi discorsi di Donald Trump, legati ancora agli eventi poi dell'assalto a Capitol Hill. Quindi anche in quel caso c'è stato un fact checking, finalmente una cosa a favore, e poi i media liberi lo hanno diffuso. Io vorrei citare soprattutto X, Twitter, e quindi insomma determinate situazioni poi sono state smascherate. Ebbene, la notizia però forse più importante che vogliamo dare, e molte ce ne sono, quindi proponete nel caso, è comunque l'Unione Europea non molla l'osso dell'informazione. Voi sapete che l'Unione Europea ha già posto in essere il famoso Digital Service Act. È un regolamento, quindi come in quanto regolamento europeo immediatamente esecutivo, che interviene sui media, in particolare interviene poi sulle piattaforme, sui social, uno strumento che ha sicuramente limitato tutta una serie di abusi, ma poi ha imposto agli stessi proprietari delle piattaforme un lavoro molto, molto particolare, che però è gestito da chi? Dalla Commissione Europea. Quindi in quel caso era il commissario Thierry Breton, ma ripeto, stiamo parlando comunque di membri non eletti direttamente dai cittadini, e quindi comunque di un potenziale problema, anche perché abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo verificato anche del fatto che in determinate situazioni o elezioni anche abbastanza importanti dal punto di vista della geopolitica europea, la Romania e non solo, insomma, ci sarebbero stati, ripeto, a quanto si è poi appreso in un secondo momento, sostanzialmente tutta una serie di censure e di oscuramenti, per esempio, di notizie su una determinata parte politica piuttosto che un'altra, e questo evidentemente non è lo scopo della libera informazione. E vi dicevo, l'Unione Europea, Ursula von der Leyen, sempre lei, ancora lei, fortissimamente lei, lancia la nuova mossa. La nuova mossa è il Ministero della Verità, potremmo definirlo, il mini true, vi ricordate, di orwelliana memoria, legato al niente meno che a 1984. Sostanzialmente le fake news russe, le fake news, la propaganda di guerra, che poi abbiamo scoperto comunque esistere, o dovremmo capire
che esiste in tutte quelle situazioni, pensiamo Israele-Palestina piuttosto che Ucraina-Russia, e quindi fare anche un po' la tara a tutto quello che ascoltiamo anche in questi giorni. Ebbene, le fake news diventano la scusa per varare che cosa? Questo Democracy Shield, questo pomposamente chiamato scudo per la democrazia, un vero e proprio ente per la resilienza democratica. Ecco, mi piacciono questi termini molto usati e molto abusati di questi tempi, con cui sostanzialmente l'Europa si arrogherà il diritto di controllare l'informazione, che peraltro già influenza, se voi ben ricordate, con soldi a TV e giornali per ufficialmente per diffondere, insomma, le proprie politiche, ma anche, insomma, per ammorbidire certe notizie, farne sparire altre, e sapete poi come è andata a finire. Ne parlano in realtà diversi giornalisti, partiamo dalla Verità, dall'ottimo Sergio Giraldo, che è anche un commentatore economico, ma in questo caso, insomma, legato all'Unione Europea, va a prendere appunto un argomento topico poi dell'attuale mandato europeo. È un attacco frontale contro quello che la Commissione definisce disinformazione, ingerenza straniera, ma tali piani sollevano gravi interrogativi sulla libertà di espressione nell'Unione. L'iniziativa, come vi dicevo, è stata presentata come scudo europeo per la democrazia, lanciata pochi giorni fa a Bruxelles. Al centro di questo piano c'è la proposta di istituire una nuova struttura, il Centro Europeo per la Resilienza Democratica, presentata come un polo per coordinare gli sforzi tra l'UE e i Paesi membri contro attacchi cosiddetti ibridi di disinformazione provenienti in particolare da attori stranieri come la Russia. Ne ha parlato, insomma, ne hanno parlato i commissari Virkkunen, che è commissario alla sovranità tecnologica e alla sicurezza, e Michael McGrath, irlandese, commissario a democrazia e giustizia, Stato di diritto. Tra le iniziative previste figurano il sostegno allo sviluppo di strumenti per rivelare i cosiddetti deepfake e il potenziamento di dei fact checking, sostanzialmente attraverso una rete europea indipendente. E già ci domandiamo, insomma, questo aggettivo indipendente, ci sono dei dubbi, insomma, chi decide e come sappiamo che un fact checker è indipendente, e soprattutto chi ha delegato a Bruxelles il potere di decidere che cosa è vero e che cosa è falso. Proprio in questi giorni assistiamo, peraltro non sorpresi, alla gravissima vicenda della BBC che vi dicevo, pescata dal Daily Telegraph con le mani nella marmellata per una manipolazione di un discorso di Donald Trump. Attraverso il montaggio, sostanzialmente la BBC fece sembrare che Trump incitasse esplicitamente all'assalto a Capitol Hill. Vi ricordate il giorno della Befana del 2021? Promettendo ai sostenitori che avrebbe marciato con loro per combattere con tutte le nostre forze. In realtà Trump aveva esortato i suoi sostenitori a far sentire la propria voce in modo pacifico e patriottico, una parte che il montaggio aveva volutamente omesso. Quindi ci sono state delle dimissioni del direttore generale di BBC e dell'amministratore delegato di BBC News. Il gioco è stato scoperto e la fiducia compromessa. È evidente come la Commissione europea voglia vigilare sulla disinformazione, ma insomma verifichiamo anche la bontà delle intenzioni. Questa vagheggiata rete di fact checker indipendenti avrebbe o no intercettato questa news anti-Trump? In realtà lo scoop del Daily Telegraph, giornale britannico estremamente serio, poco incline al commento e più a dare la notizia in maniera asciutta, è un perfetto esempio di come si combattono le fake news, cioè con i giornalisti che fanno il proprio mestiere. L'ipocrisia brussellese raggiunge l'apice se si considera poi che l'Unione Europea, come appunto vi dicevo, gestisce un vasto sistema di finanziamento ai media che, lungi dal sostenere il giornalismo indipendente, alimenta una macchina da propaganda. Negli ultimi anni Bruxelles ha erogato qualcosa come 80 milioni di euro ai media che accettano di diffondere la narrazione europeista,
fondi che premiano organizzazioni che producono contenuti allineati alle politiche dell'UE, ma finanziano anche progetti esplicitamente mirati a promuovere l'integrazione europea, demistificare l'UE e persino a combattere i movimenti nazionali estremisti. E anche sotto questa etichetta vorremmo capire chi decide che cosa è un movimento nazionale estremista e come si qualifica questo estremismo. Ecco, ovviamente, visto che delle forze politiche, se non propagandano la violenza, dovrebbero essere effettivamente accolte e rispettate in ogni stato civile. Ebbene, questa dipendenza finanziaria crea evidentemente un incentivo strutturale ai media a produrre una copertura mediatica favorevole a Bruxelles, minando quella che è la capacità del giornalismo di chiedere conto alle istituzioni, e l'Unione di fatto sta pagando i mezzi di informazione per farsi pubblicità, trasformando la stampa in un partner della sua strategia di comunicazione. Se questo sembrasse ancora poco, veniamo alla questione centrale, cioè che la Commissione si arroga il potere sostanzialmente di definire cosa sia disinformazione e cosa no. L'intera operazione si nasconde dietro a un vocabolario estremamente rassicurante, potremmo dire: alfabetizzazione mediatica, leggo, valori europei, lotta alla disinformazione. Ecco, valori europei, se ne parla molto di valori europei, poi però al di là delle parole di democrazia, pluralismo, vorremmo capire se, per esempio, voler bene al proprio paese, voler bene alla propria storia, alla propria cultura, alla propria civiltà, i valori, per esempio, cristiani della nostra civilizzazione sono da considerarsi o meno valori europei. È chiaro che, insomma, quand'anche fossero davvero neutrali questi fact checker, non si può pensare che questo li autorizzi a giudicare sulla verità di affermazioni altrui, anche perché questi fact checker poi comunque sono sostanzialmente pagati per crearsi un lavoro, insomma, ecco, e forse l'eccesso di zelo è sempre dietro l'angolo, ecco. L'iniziativa Democracy Shield è presentata come una difesa contro la guerra ibrida, ma i metodi di finanziamento e di influenza sugli attacchi in corso, insomma, mostrano delle falle, insomma, per quanto riguarda la libertà di espressione. Il paternalismo della Commissione, io uso spesso questo termine, il paternalismo della Commissione, un paternalismo potremmo definirlo altezzoso, potremmo dire un paternalismo superbo di questa Commissione, pensa che i cittadini debbano essere protetti dall'informazione in quanto incapaci di distinguere il vero dal falso. È chiaro che bisogna dare ai cittadini le notizie quanto più vicine al vero, quindi dare dei dati in maniera asciutta, ma poi deve essere il cittadino invece a decidere, evitando appunto questo autogol del Ministero della Verità o come lo vogliamo chiamare. Il tutto proprio, tra l'altro, mentre a Londra si scoprono, perfino a Londra, che insomma non si è allontanata dalle grinfie della Commissione europea, eppure anche lì si trovano gli altarini della disinformazione, e si trovano perché evidentemente ci sono degli interessi più grandi in atto che vogliono manipolare comunque il desiderio democratico. Quindi ci sono come dire, delle verità di Stato, ci sono evidentemente tutta una serie di, potremmo chiamarli, momenti di realpolitik che qualcuno vorrebbe mantenere segreti e comunque legati a una vulgata ben precisa. Questo è quello che ci sentiamo di non condividere. La notizia poi si allarga perché Ursula vuole una sua squadra di 007, insomma, la presidenza della commissione punta a sdoppiare l'intelligence UE, che pure già esiste, e a creare una CIA sotto il suo diretto controllo. Si tratta di un'anticipazione del Financial Times. Leggiamo un bell'articolo di Alessandro Rico. Ora Ursula si mette pure a reclutare gli 007. La commissione vuole gli Eurobond, attenzione, bond con la B maiuscola, quindi non nel senso di
titoli di Stato europei, ma nel senso proprio di James Bond. È pronta a creare un'agenzia di intelligence al servizio segreto della von der Leyen per rafforzare i poteri limitati di cui l'organizzazione dispone oggi. I funzionari borbottano, la giustificazione sarebbe la solita, cioè Putin. Al servizio segreto di Sua Maestà, che non è Carlo III, ricorda Alessandro Ricco, bensì Ursula von der Leyen. La notizia l'ha diffusa il Financial Times e subito dopo l'hanno confermata direttamente da Bruxelles. La Commissione vorrebbe reclutare personale distaccato dalle agenzie di intelligence nazionali per fondare una nuova unità di 007 alle dipendenze dirette della Presidenza dell'Unione Europea. Il quotidiano britannico, a quanto pare, lo ha saputo prima che ne fossero informati gli stessi Stati membri. Anche questo vi dice di quanto il processo decisionale in realtà non sia un processo decisionale condiviso, ma questa commissione, insomma, fa un po' quello che le pare e poi gli Stati devono adeguarsi o correre ai ripari o opporsi, però evidentemente si tratta di un metodo che non va replicato. Un funzionario dell'esecutivo europeo ha spiegato che si sta esaminando come rafforzare la capacità di sicurezza e di intelligence, che di per sé non è sbagliato, con la creazione di una cellula dedicata all'interno del segretariato generale. La proposta si baserebbe sulle competenze già esistenti nella Commissione, con una stretta cooperazione con i servizi competenti del SEAE. Cos'è il SEAE? Il SEAE o EEAS, dipende dall'acronimo, se vogliamo considerarlo alla francese o all'inglese, è il Servizio Europeo di Azione Esterna. Un pomposo titolo per mascherare quello che è sostanzialmente il Ministero degli Esteri dell'Unione Europea. Non lo possiamo chiamare Ministero degli Esteri perché il Trattato di Nizza fu abolito e venne reintrodotto in maniera surrettizia questa figura che non è più il Ministro degli Esteri, ma è l'alto rappresentante per la politica estera, che è anche di solito un vicepresidente dell'Unione Europea, e quindi insomma sappiamo che è un po' il rappresentante della Commissione europea nei rapporti appunto con i paesi esteri, anche se poi non si capisce bene quale tipo di politica estera dovrebbe fare l'Unione Europea, in cui poi gli stati hanno grandissime differenze tra di loro e viene il dubbio di pensare che ancora una volta la politica estera la fanno gli stati più grossi o che hanno più funzionari o che riescono ad influenzare di più determinate politiche, quindi fateli ancora voi i nomi. Io mi sono stufato di dire Francia e Germania, ma potete immaginare. Quindi diventerebbe un'autentica agenzia di intelligence, non limitandosi a raccogliere le informazioni trasmesse, ma anche analizzandole, producendo valutazioni strategiche. In questa veste l'UE incontra già diversi ostacoli. Gli stati come la Francia sono tradizionalmente restii a condividere conoscenze sensibili. Poi sappiamo che ci sono stati, appunto, è stata nominata la Francia nell'articolo di Ricco. La Francia ha una politica estera estremamente aggressiva, spesso soprattutto usando i servizi segreti, lo fa in Africa, ma l'ha fatto anche in Europa, potremmo citare diversi casi. E le fratture, insomma, aggravate anche dal conflitto con l'Ucraina renderebbero questa operazione ancora più faticosa. L'esecutivo giura che la cellula da costituire sarà molto piccola, in ogni caso dobbiamo tenere alta l'attenzione e insomma in questo caso potremmo dire l'esecutivo europeo e il Consiglio europeo dovrebbe tenere d'occhio molto molto attentamente la Commissione europea. Qui abbiamo spazio per la prima pausa e poi ci risentiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, di nuovo in onda, Sic et Non con Marco Tognini su Radio Libertà. Abbiamo chiuso uno spazio molto interessante, diciamo legato alla politica europea. Adesso andiamo anche a cercare ad allargare un po' il tiro. Si parla molto anche, per esempio, di Mamdani, si parla molto di informazione. Seguiremo poi anche il nostro filone solito, che è quello del walk, ma prima di tutto abbiamo una telefonata e la facciamo passare subito. Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Elisetta. Buongiorno. Dottor Tognini, oggi mi sono fatta questa domanda, cioè a 10 anni del Bataclan, di cui è stata uccisa la nostra Valeria Solesin, l'Europa ha sconfitto il terrorismo islamico. E allora voglio dire la mia. Per me è difficile dirlo, perché, dottor Tognini, il terrorismo è un fenomeno fluido. Certo, oggi non è tra le principali preoccupazioni di sicurezza, perlomeno in Europa. Ha perso anche il rilievo, mi sembra, mediatico di 10 anni fa, che raggiunse l'apice proprio con gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, in particolare quella al Bataclan, da molti esperti definito l'11 settembre europeo. Sia a Madrid nel 2004 che a Londra nel 2005 c'erano stati attentati clamorosi, mi sembra, ma l'attacco a gennaio a Charlie Hebdo e poi sempre a Parigi, quelli del 15 novembre con 137 morti, a cui hanno fatto seguito il 22 marzo 2016 quelli di Bruxelles. Hanno rappresentato, secondo me, il culmine dell'azione in Europa dell'ISIS, il cosiddetto Stato islamico. Da quegli attacchi, dottor Tognini, su larga scala, molto organizzati e violenti, con un gran numero di vittime, mi sembra che si è passati a forme di terrorismo jihadista più agili, cioè con i lupi solitari, chiamiamoli lupi solitari, che aggredivano con mezzi di fortuna un coltello preso al supermercato o un'auto sulla folla, ovvero che prevedevano una logistica e investimenti minori, ma erano anche meno prevedibili dalle forze di sicurezza. Sul cambiamento hanno influito, secondo me, più che la scarsità di fondi, la perdita territoriale del califfato e le azioni di controterrorismo europeo. Eppure, dottor Tognini, tramontato l'obiettivo di instaurare il califfato in Siria e in Iraq, l'Europa non è mai stata sotto una minaccia del genere. Piuttosto, secondo me, si voleva seminare il terrore e destabilizzare le nostre società, sfruttando l'insoddisfazione, dico io, di tanti giovani in gran parte marginalizzati. Tutto qua, io la saluto e buona giornata come sempre. Grazie, un tema assolutamente
Pertinente, importante, siamo a 10 anni dal Bataclan, ricordiamo quel grave attentato, insomma, quello consegnato, diciamo, anche alla storia del terrorismo come uno dei più sanguinosi, insomma. Parliamo veramente di centinaia di persone, senza pietà veramente, 130 assassinate, 400 feriti. Ehm, il bilancio sicuramente più sanguinoso nella storia di Parigi e comunque nella storia europea, dopo, se volete, anche Madrid, 2004. Oggi che cosa resta? Il terrorismo non è finito, e nonostante, diciamo, gli sforzi per combatterlo, se vogliamo, si è parcellizzato, si è allargato, ma soprattutto, come abbiamo visto anche in questi giorni, avanza l'Islam politico su tutti i fronti. Molti ne parlano. Comunque tra il 2015 e il 2019 la Francia è stata presa di mira da 50 attentati islamisti con un totale di 250 vittime. Dal 2020 ad oggi c'è stata la media di 2 attentati all'anno. Allahu Akbar è diventata, per le strade di Francia, ma purtroppo anche in altri luoghi, una litania sempre più presente. C'è una tendenza, non possiamo farne a meno. Sicuramente la Francia ha preso molto seriamente la lotta al terrorismo, però poco è stato fatto per limitare anche la crescente influenza islamica che, attraverso le moschee presenti ovunque, diciamo, porta lo jihadismo, quindi porta l'estremismo nelle nostre contrade, nelle nostre città. Diciamo che la minaccia resta, ma ha assunto forme diverse. Non è più un terrorismo in grande stile, ma è la minaccia, se vogliamo, endogena ormai dell'Europa, più giovane, alimentata anche magari senza avere cervelli, menti o cellule, ma singoli personaggi radicalizzati. Non dimentichiamo che, insomma, c'è stato ehm, per esempio, come tipologia potremmo parlare dell'attentato di Nizza, quello di luglio 2016, con un camion a noleggio lanciato contro la folla, oppure gli attentati col coltello, che sono diventati una delle forme di aggressione purtroppo più comuni, spesso proprio con l'odio. Quindi non è solo la follia di qualche isolato, proprio con l'odio. Pensate per esempio a quella vicenda, se non erro in Savoia, in un parco, dove un pazzo ha cominciato ad accoltellare dei bambini, anche bambini piccolissimi. Sono metodi operativi che riecheggiano l'appello che lanciò il numero 2 dell'ISIS, al-Adnani, proprio nel 2014, quando incitava all'uccisione di qualsiasi infedele con qualsiasi mezzo. Ed è un messaggio che ancora oggi non riusciamo ad arginare, perché probabilmente ehm, creiamo troppi distinguo, e questi distinguo fanno sì che la lotta non sia evidentemente seria, completa, efficace, ecco. Quanto poi al fatto che, per esempio, prima si è citato il discorso dell'ISIS, del califfato. Beh, signori, l'attuale presidente della Siria è un pezzo grosso dell'ISIS. Alla fine, se guardiamo alla Libia come alla Siria, per scacciare dei personaggi sicuramente più che criticabili, con dei regimi autoritari, abbiamo creato dei regimi ancora più autoritari, islamici, che hanno parcellizzato ancora di più quei territori. La Libia è preda di bande, e sappiamo cos'è accaduto con il contrabbando, ma anche, per esempio, evidentemente l'immigrazione e quant'altro, grazie a 4 geni che hanno deciso di mandare a casa Muammar Gheddafi. Lo stesso è accaduto con Assad, che, comunque lo si guardi, era anche un esponente di quel
socialismo di matrice islamica importante, del famoso partito ba'athista, insomma, no? E questo insomma ci lascia molto perplessi. Forse bisognerebbe cominciare a prendere, come dire, coscienza che con i nostri metodi, con la nostra così, rispettabilità, se abbiamo paura di dire le cose come stanno, non risolveremo mai la situazione, ma ci vogliono ovviamente metodi molto, potremmo definire tranchant, metodi molto, come dire, duri, ma, definitivi a questo riguardo. Proseguiamo, alleggeriamo un attimo i toni. Gira sui social questo bellissimo filmato, l'ennesima intervista a, Sydney Sweeney, vi ricorderete l'attrice, insomma famosa perché non, diciamo, sottomessa un po' al wokismo, imperante. C'è un bell'articolo che ricorda questa sua recente intervista in cui sostanzialmente lei si è rifiutata di compiere il solito auto da fè di chi sbaglia nei confronti del pensiero unico. Sydney Sweeney uccide il wok con uno sguardo ed è già meme. Era bastato un gioco di parole per scatenare l'ennesima crisi globale dell'indignazione. Sydney Sweeney has great genes, così recitava lo slogan della nuova campagna di American Eagle, con la star di Euphoria, Anyone But You come volto del marchio. Un claim anche abbastanza innocente, basato sulla somiglianza tra jeans, inteso pantaloni, e jeans, inteso come geni. Ma per una parte della rete e di una certa stampa progressista quel doppio senso non era affatto divertente, anzi era una celebrazione niente meno, guardate un po', della genetica bianca. La Sweeney ovviamente non si è scusata ed è diventata un caso politico. Si è parlato di supremazia genetica, eugenetica, messaggi subliminali bianchi. Poco importa che poi in realtà quella pubblicità abbia avuto un successo incredibile, mentre altre pubblicità legate al woke hanno di fatto quasi oscurato certi marchi. Potrei citare quello di una nota marca di automobili, di origine britannica, oggi non più britannica, ma di origine britannica. Alcuni commentatori hanno persino evocato il ritorno ad un linguaggio hitleriano e, come accade sempre più spesso, la corsa al boicottaggio è stata immediata, che però, come vi dicevo, ha prodotto l'effetto opposto e la Sweeney è comunque diventata uno dei volti più cliccati del web. C'è stata questa video intervista che è presente anche su YouTube. Catherine Stoeffel ha chiesto all'attrice di commentare il significato della campagna, spiegando che, aperte le virgolette, forse in questo clima politico i bianchi non dovrebbero scherzare sulla superiorità genetica, chiuse le virgolette. La Sweeney, visibilmente stizzita, ha risposto con calma: penso che quando avrò un argomento di cui voglio parlare, le persone mi ascolteranno. Una frase breve, priva di aggressività, ma sufficiente a scatenare una nuova ondata di critiche. Per molti utenti liberal quella risposta è stata una mancata condanna del razzismo. Per altri invece, possiamo dirlo, una dimostrazione di autonomia di pensiero e scelta di non piegarsi al rituale di una genuflessione mediatica al pensiero unico. È, se volete, anche un esempio didattico di come funziona oggi il ciclo mediatico del woke outrage, della minaccia woke, ma offre anche una possibile contromisura che non preveda scuse, pentimenti e compromessi. Anzi, forse dovremmo far vedere questo video a tanti cervelloni di casa nostra. Tutto questo per una battuta di marketing che non conteneva alcuna illusione. È, se volete, il trionfo di un moralismo algoritmico dove la paura di offendere vale più del significato reale delle parole. E proprio la Sweeney è diventata la meme face, quindi il volto iconico di questa, potremmo dire, di questa nuova crociata anti-woke, che sposiamo in pieno, sia chiaro, e forse in un'epoca dove ogni personaggio pubblico deve recitare la liturgia del pentimento, vi ricordate? Come un po' quei famosi auto da fè nelle redazioni anni '70 di certi grandi quotidiani, no?
quello sguardo un po' tarantiniano ha portato così una forma di coraggio, ecco, e quindi per quello che vale noi accogliamo e promuoviamo questa situazione, insomma, ecco. Prima si parlava di Islam, si parlava di stranieri, tra l'altro siamo anche in un clima ancora molto infuocato perché c'è campagna elettorale per alcune regioni, dal Veneto alla Puglia e quant'altro, la Campania, ed è partita, voi sapete, la caccia della sinistra, la caccia rossa al voto degli stranieri. Una sinistra che è piena, già piena di questi piccoli mamdani che crescono un po' ovunque, alcuni un po' più credibili, altri un po' meno, ne parlano Alessandro Gonzato, ma ne parlano anche altri, lo stesso, diciamo, la stessa stampa, diciamo, un po' più vicina alla sinistra ne ha parlato. Dalla leader dei Propal romani, che definisce una vergogna parlare del 7 ottobre, all'imam di Bologna, già imbarcato sulla farsesca flottiglia e con oltre 150 associazioni al seguito. Ecco quelli che sono i nuovi volti dell'opposizione tra fanatici di Gaza e veri e propri personaggi di sinistra, insomma. Abbiamo visto, c'è poi anche la questione legata alla nuova vicepresidente di Regione Toscana, Mia Diop, 23enne, con un curriculum sostanzialmente tutto interno al Partito Democratico, ma anche all'Unione degli Studenti, che è un'organizzazione studentesca sostanzialmente vicina ai sindacati, alla CGIL, insomma, ecco, un curriculum che, insomma, qualche dubbio lo potrebbe lasciare per questa ragazza così giovane, però per lei, insomma, si parla di speranza, futuro roseo, ecco. Su di lei stranamente non ci sono stati scioperi come per esempio su Beatrice Venezzi, che, lasciatemelo dire, comunque ha ben altro curriculum, ecco. Della Diop vi dicevo una vera e propria bufera, perché poi ovviamente, il mestiere del giornalista è anche andare a spulciare quelle che sono le situazioni. Il padre della Diop, ex tesserato PD, ha occupato per 20 anni un alloggio popolare a Livorno senza mai pagare l'affitto, quindi metodo, potremmo dire metodo Salis, e c'è stata anche una tardiva retromarcia su Hamas dopo il 7 ottobre. Ecco, quindi vediamo, insomma, vi dicevo Maya Issa, leader degli studenti Propal di Roma. Ovviamente il cliché è presto detto: kefia, piercing al naso, megafono brandito a ogni manifestazione anti-Israele, in TV autoproclamatasi esperta di Medio Oriente, ma anche sugli esperti avremmo da dire, perché insomma ogni tanto vediamo chi promuove libri o quant'altro, insomma, a improvvisarsi sui talk show e insomma, vediamo che questi personaggi, insomma, non sempre la dicono proprio giusta, al di là poi delle opinioni, ma anche sui fatti, insomma, sono un po' scarsini. Da Bologna, un altro volto, diciamo, abbastanza conosciuto, Yassin Lafram, che è l'imam del capoluogo rosso e presidente dell'UCOI, ehm, legato alla flottiglia, insomma. Abbiamo parlato già di Antonella Bundu, di padre sierraleonese, che è stata candidata poi senza successo in Toscana. Ecco, questi sono un po' i nuovi personaggi, e fa riferimento sostanzialmente a una situazione legata anche un po' a una crisi democratica. Quando il comune cittadino si ritira nell'astensione, è chiaro che aumentano di importanza, come vi avevo già detto, quelle che sono le minoranze più o meno organizzate, i gruppi di interesse, e quindi si va a caccia di chiunque sia in grado di portare gruppi organizzati al voto, al di là magari della marginalità delle idee o dell'estremismo di queste persone o di questi gruppi. Quindi l'invito deve essere anche un invito serio al cittadino comune ad interessarsi della cosa pubblica, perché è libero da
condizionamenti, o quantomeno lo dovrebbe essere. Poi vedete che ne abbiamo parlato anche oggi, l'informazione cerca comunque sempre comunque di condizionarlo, però è libero, diciamo, da lobby, da gruppi più o meno vasti di potere, e quantomeno per autodifesa. Non sempre si risolve tutto con il voto, ecco, mettiamola così, però il voto è la parte più importante, quindi vi diremo sempre prendetevi le vostre responsabilità, andate a votare, perché altrimenti, insomma, qualcun altro lo farà per voi, ecco, e qualcun altro comunque si occuperà della cosa pubblica, anche se voi ve ne disinteressate. Ecco, questo mi sento di dirlo, e quindi anche di continuare, insomma, questa che è una battaglia civile contro tanti condizionamenti. Noi avremmo anche tantissime altre cose da dire, però vedete, restiamo su questo tema, ne ha parlato Daniele Capezzone, anche sul caso della BBC o su quello dell'Agcom. Cosa dice Capezzone? La propaganda in TV: sei di sinistra, puoi manipolare come vuoi notizie e video. Diciamo che, al di là di quello che possono essere, diciamo, le modalità anche di diffusione di un'idea, specialmente sui social e quant'altro, spesso e volentieri oggi si va ad occultare delle vere e proprie evidenze, e ripeto, questa britannica è una manipolazione, anche secondo Capezzone, una manipolazione davvero, davvero clamorosa, un taglia e cuci che presenta Trump come l'uomo che ha aizzato la folla nel 6 gennaio del 21, una figuraccia colossale, però ripetiamo, in quei momenti veramente sembrava Trump una persona completamente estraniata dalla politica a vita. Poi abbiamo visto che con fatica è tornato poi nella posizione che conosceva, e oggi sappiamo anche molto di più, per esempio sull'ultima parte della presidenza Biden, con l'autopen, con la firma, diciamo, ricalcata, con dei problemi evidenti che aveva il presidente Biden, anche di attenzione, di valutazione, di cognizione, con uno staff, ancora una volta uno staff non eletto, che però ha tenuto in piedi la Casa Bianca. Quindi anche in questo caso, dove va a finire la democrazia, la libera scelta? La libera scelta va difesa innanzitutto da tutti noi, quindi da un'informazione pluralista, che possa ogni volta, diciamo, pretendere sempre la chiarezza sui fatti, con la libertà di commentarli evidentemente, ma pretendendo chiarezza sui fatti, e quindi dando la possibilità poi al cittadino di scegliere. Non la faccio troppo lunga, vi ringrazio per avermi ascoltato anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana, e come sempre Open Your Eyes. Avete ascoltato Sic et Non,